In piena pandemia, 3 mecenati, di cui uno ha scelto di rimanere anonimo, hanno adottato il restauro di altre 3 statue di Prato della Valle, confermando l'amore dei padovani per la loro immensa piazza monumentale che il restauro, intrapreso da anni, ha reso ancora più spettacolare. Le 78 statue che circondano in doppio giro l'isola Memmia sono ormai quasi tutte tornate al bianco originario della pietra di Custozza. Ne mancano appena 9 per finire tutta l'ellisse e con lo sconto fatto dall'impresa che ha vinto la gara d'appalto si potrà completare anche il restauro degli obelischi e dei ponti. Una grande opera affidata alla generosità dei padovani fin dall'origine, quando Andrea Memmo a fine Settecento pensò a questo spazio come al luogo del commercio cittadino, adornato delle statue di padovani illustri di nascita o d'adozione, commissionate da privati senza oneri per l'amministrazione cittadina. Il progetto di adozione rientra quindi in pieno in questo spirito e sono padovani di cuore i nuovi mecenati che si sono fatti avanti nonostante la situazione economica e sanitaria e che si sono fatti carico della numero 14 che rappresenta Vettor Pisani con il contributo di Franco Luxardo, la 68 che è Antonio Canova con il contributo di Nereo Marzaro e del figlio Dario e la 74 che rappresenta Jacopo Menocchio, grazie a un donatore anonimo appunto. Un'iniziativa importante in questo momento che tra l'altro è molto rappresentativo anche per voi, per la vostra storia. Sì, certo che è rappresentativo, perché per la nostra storia della mia famiglia ho un piccolo compleanno di 200 anni quest'anno, 1821-2021. Dal 47 siamo a Padova e ci troviamo molto bene. Mio padre ha ricominciato qui da zero, anzi da sotto zero, se ricordiamo com'era la situazione nel 46-47, e poi invece Torreglia ci ha aperto la porta. Noi abitiamo tutti a Padova, siamo in 8 famiglie e lavoriamo tutti a Torreglia. Allora, aveva chiesto una statua che avesse anche a che fare con Sì. la storia italiana, con i Giuliano Dalmati. Con un dalmata particolare, si chiama Matteo Ragnina, è là in fondo, solo che l'architetto, il dottor Colasio, a un certo punto mi ha detto non c'è niente da fare, l'abbiamo già sistemata con un altro finanziamento, e allora in base a quello mi hanno suggerito il Vettor Pisani, che comunque ha un contatto con Zara, perché la guerra di Chioggia ha coinvolto anche la Dalmazia, l'Istria, la Dalmazia e Zara in particolare, e quindi ho detto benvenuta, insomma Venezia e la Dalmazia hanno avuto 800 anni di storia in comune, quindi come dicono gli inglesi, why not? Con l'amico Luxardo, lo sapete, abbiamo deciso di restaurare una statua che francamente ero titubante, l'avrei tenuta per ultima. Perché? Perché è Vettor Pisani. Chi è Vettor Pisani? È il grande ammiraglio della flotta veneziana che durante la guerra di Chioggia diede una grande sconfitta, una grande batosta alle truppe genovesi e padovane che erano alleate contro Venezia. È un pezzo di storia, non l'abbiamo messa noi, chiaramente l'hanno messa i veneziani, però come ha detto qualcuno, noi padovani siamo molto inclusivi e i nostri antichi nemici oggi sono grandi amici e grandi alleati. L'altra statua è Canova. Canova è un punto di sforza di questa città, e avere delle statue è bello perché la ditta che ha voluto, la Sirmar che ha adottato la statua, guarda caso ha un prodotto che si chiama Canova, quindi ci sono motivazioni le più disparate e ogni motivazione è utile e mi auspico che molte e diverse siano le ragioni che porteranno sempre più padovani a voler restaurare nella loro integrità queste bellissime statue che sono un monumento parlante della nostra storia nel bene e nel male. Quando abbiamo visto che c'era la statua di Canova libera ci siamo subito buttati, perché è uno dei nostri prodotti di punta. Noi costruiamo macchine per la ristorazione e Canova è una delle affettatrici importanti della nostra gamma, quindi era un invito fatto proprio, nominale. Voi siete anche un po' il termometro di come potrebbe muoversi e da voi dipenderà anche capire come si svilupperà la crisi qui post pandemia. C'è qualche segnale? Noi la viviamo direttamente, proprio sì, c'è qualche segnale buono, specialmente da altri paesi, sono già partiti, e c'è interesse, c'è fermento, c'è anche in Italia, perché tutti si aspettano con l'estate un'apertura. Speriamo che sia così anche magari prima dell'estate, ne abbiamo tutti bisogno di lavorare.